Però Marco tanta roba, tanta roba. Ma secondo me dipende molto dagli avversari, bisogna leggere gli spazi liberi. Chiaro che la Sampdoria ha fatto una bella partita in fase difensiva, ha provato a venirci a prendere anche con i due mediani bassi e quindi abbassare di ci dava una superiorità posizionale importante per cercare di costruire senza buttarla sempre via, e a volte l'abbiamo fatto bene. Mi è piaciuto tanto della partita nostra, tanto soprattutto il ritmo, soprattutto la voglia di ricercare, anche se non ci siamo riusciti, di ricercare sempre il secondo gol, e quindi sono soddisfatto. Sapevo che ci eravamo preparati bene perché abbiamo fatto bene, a parte purtroppo l'infortunio di Frank, abbiamo fatto una preparazione che tutta quella che avevamo predisposto, programmato, l'abbiamo fatta, quindi ero sicuro che saremmo stati pronti, ma ero anche altrettanto sicuro che avremmo trovato un avversario forte che ci ha creato difficoltà, e quindi la squadra abbiamo vinto una partita soffrendo, è quello che ci serve per continuare a crescere. A poche giornate dalla fine dello scorso campionato, Pioli una settimana blinda Milanello e ripesca Brahim Diaz, era la settimana che portava a Milano Juventus. Da lì nasce un nuovo giocatore, da lì ipoteticamente si mette la 10 sulle spalle, è pronto per averla per tutto l'anno, ovviamente non parlo di tecnica né di tattica, parlo anche di responsabilità, è pronto al salto definitivo di qualità. Sì, è chiaro che a tutti viene in mente la sua prestazione con la Juventus, il gol e la scelta che avevo fatto. Io onestamente avevo fatto una scelta più per la fase difensiva, per coprire un po' più di fasce, che pensare a... Io su Brahim ho sempre contato, sempre, anche quando poi ho fatto altre scelte, ho sempre ritenuto un giocatore di qualità. È un ragazzo con molta personalità, è un ragazzo che crede molto in se stesso, mi viene da dire quasi, tra virgolette, un po' presuntuoso, ma bisogna essere un po' presuntuosi a questo livello, quindi c'ha tutto per mantenerla questa posizione. Poi è chiaro che stiamo diventando una squadra forte, anzi credo che siamo una squadra forte, c'è tanta competitività all'interno del gruppo ed è bene così, quindi chi vuole giocare deve darsi da fare perché gli altri stanno spingendo. Vittoria fondamentale, io provo a farla sorridere e a trovare il titolo perché noi giornalisti ci proviamo. Lei ha detto ieri è la squadra più forte che ho allenato, il Milan è più forte. Paolo Maldini prima del prepartita l'ha confermato, i tifosi è stato bello oggi, emozionante averli, una vittoria importante e prestigiosa in un campo complicato. Si guarda, perché sopra il secondo posto c'è il primo, si guarda lì? Io sì, innanzitutto ritrovare i nostri tifosi è stato bellissimo perché sapevamo che ci avrebbero accolto sicuramente con entusiasmo, poi è chiaro che dobbiamo continuare a dimostrare le nostre qualità e a giocare soprattutto con questo spirito. Io credo che se saremo capaci di mantenere questo spirito, come ha detto Marco, conosciamo tanti modi di giocare, tanti modi di costruire, è lo spirito che alla fine fa la differenza, ci potremo togliere le soddisfazioni. Io ho spiegato anche la squadra, le mie dichiarazioni di ieri, stamattina le ho spiegate e sono sicuro che è così. Anch'io sono più forte di 2 anni fa, quando sono arrivato al Milan, e così quasi tutti i miei giocatori sono più forti di 2 anni fa, quindi forse più forti, forse era meglio l'aggettivo più pronto. È il Milan più pronto, questo sicuramente sì, poi dopo dire dove possiamo arrivare diventa difficile perché gli avversari sono fortissimi, l'Inter è fortissima, la Juve è fortissima, il Napoli è fortissimo, la Roma, la Lazio, l'Atalanta, quindi io credo che veramente ci sia molto equilibrio tra queste 7. Le griglie non mi piacciono, non tocca a me farle, ma che allenano una squadra forte sì, e poi pensiamo anche ai giocatori che avevamo fuori stasera, a Zlatan e a Frank, e qualcuno che è appena arrivato, Florenzi, qualcuno che forse arriverà, e quindi saremo competitivi. L'importante è essere competitivi e mantenere questa collaborazione, come ha detto giustamente Bucciantini, questa collaborazione, questa voglia di stare in campo insieme, questa voglia di collaborare, di capire le situazioni, questa voglia di essere squadra dall'inizio alla fine. Fede, a te. Perché ciao Stefano. E quanto caricano queste parole? Nelle parole di un allenatore? No, caricano molto, ma mi fa piacere perché sottolinea il fatto come un campionato di vertice faccia crescere tutti, no? Anche l'allenatore, molto più di un campionato normale, non è un campionato singolo quello che ha fatto il Milan l'anno scorso, un campionato di vertice che ha dato tanto alla squadra. Io sulla partita di oggi volevo fare un pensiero, al di là di Brahim Diaz di cui abbiamo parlato tutti, mi è piaciuta molto la prestazione di chi aveva dei compiti più tattici, parlo di Krunic, parlo di Tonali, parlo di Saelemaekers, essendo anche un centrocampo diciamo con alcune assenze, perché Bennacer l'ha potuto mettere dentro solo il secondo tempo, credo che questo sia un aspetto che vada sottolineato.
Sì, onestamente mi trovo anche con te completamente d'accordo, perché abbiamo provato a costruire già con i terzini alti, quindi Krunic e Tonali dovevano aiutarci nella costruzione e poi dovevano garantirci anche le coperture preventive. Sono stati molto bravi, hanno collaborato molto bene, hanno comunicato molto bene, credo che hanno fatto un'ottima partita per quantità e per qualità, e lo stesso Alex è un giocatore che ormai sa muoversi dentro tra le linee, sa muoversi fuori, deve trovare ancora più precisione nella giocata decisiva, perché può essere e può diventare un giocatore decisivo anche nelle giocate importanti, però credo che a me è piaciuto come la squadra ha interpretato la partita. Poi è chiaro che è la prima in campionato, non possiamo pensare di essere al 100% in tutto per tutto, ci sono tante cose da migliorare, tante situazioni. Appena fatto il gol il primo tempo, forse dopo 5 minuti abbiamo un po' giochicchiato per tenere la palla, ma non è il nostro modo di pensare calcio. Noi dobbiamo pensare sempre a guardare avanti, se poi non c'è la teniamo, però abbiamo smesso di guardare avanti. Però credo che abbiamo provato soffrendo, ma provato sempre a cercare il gol, a cercare di chiudere la partita, e questa è la mentalità giusta. Sottolineavamo l'ottima prestazione di Brahim Diaz, Gianluca, e ironizzavamo, sul fatto se servisse o meno poi un altro uomo lì in mezzo al campo. Vuoi dare qualche notizia? Sicuramente nomi non ne farà mai Stefano, ma ti chiedo come ruoli. È arrivato Pellegri, abbiamo le immagini, è arrivato stasera, quindi l'alternativa giovane in attacco ce l'hai. Bakayoko dovrebbe tornare, quindi hai un'altra alternativa in più a centrocampo. Il terzo uomo, il Mister X, noi abbiamo detto anche il nome di Messias in queste ore, ma al di là del nome è più un trequartista, più un possibile attaccante esterno se vuoi fare il 4-4-2, ci dai un po' l'identikit del terzo possibile acquisto del Milan in questi ultimi 8 giorni di mercato? Non lo so come si svilupperà, è chiaro che i dirigenti sono molto attivi, il club è molto presente, se possiamo migliorare un po' il livello e la qualità lo faremo. Io sono molto contento della squadra con disposizione, sono molto contento che li ho ritrovati con lo stesso spirito, con le stesse motivazioni, con lo stesso desiderio di continuare a lavorare insieme con idee, con positività, con disponibilità e con la voglia di fare il meglio. Buonasera Stefano, Giuseppe Bisantis, Radio Rai. Allora, vittoria molto importante perché su un campo difficile, avete sfruttato una situazione nel primo tempo, però al di là di questo è sembrata già una squadra quadrata, una squadra che già conosce il fatto suo, una squadra che insomma l'ha gestita bene questa vittoria. Credo che tra tante cose che sono state dette durante l'estate, normalmente è così, durante l'estate si parla di tante cose, una cosa fosse reale, che non abbiamo cambiato tanto e soprattutto non abbiamo cambiato il nostro modo di stare in campo, il nostro modo di lavorare, non abbiamo cambiato allenatore, quindi questi vantaggi ce li dobbiamo prendere soprattutto all'inizio. Noi credo che siamo già squadra, già stasera abbiamo fatto delle buone cose. Tante cose si possono far meglio, dovremo lavorarci ancora bene, ma per spirito, per intensità, per ritmo, per voglia comunque di provare sempre a far male ai nostri avversari, credo che siamo stati già a un buon livello. Diceva bene, avete cambiato poco, oggi nell'11 iniziale c'erano solo Maignan e Giroud, però Maignan sembra già un veterano, Giroud ha messo la sua esperienza al Milan, sono molto cresciuti però Brahim Diaz, Leao, Tonali, anche se per me il migliore stasera è stato Calabria. Sì, io ci aggiungerei anche stasera la prestazione molto importante di Krunic, che ha fatto un lavoro di costruzione, di posizione importante sia da mediano sia da tre quarti, quindi credo che i ragazzi stanno crescendo, è normale che sia così perché arriviamo, ormai sono 2 anni che lavoriamo insieme, qualcuno 1 anno, qualcuno appena arrivato come Alessandro, però insomma è chiaro che ci si aspetta tanto da quei ragazzi qua perché hanno le potenzialità e stasera abbiamo fatto intravedere che comunque siamo già a buon punto. Poi ripeto, le difficoltà ci sono, la Sampdoria ha giocato una buona partita, abbiamo sofferto, ma l'abbiamo fatto da squadra, questa è una cosa importante e poi continuiamo a lavorare per cercare di crescere, adesso pensiamo alla prossima partita. Parlava dei nuovi, Florenzi che ha debuttato, oggi è arrivato Pellegri, fra un po' tornerà un certo Ibrahimovic, davanti non è che siete un po' troppi? No, dobbiamo giocare tante di quelle partite che, anzi io non temo una rosa lunga, noi vogliamo alzare il livello, vogliamo avere più titolari possibili perché l'anno scorso abbiamo pagato un periodo con qualche infortunio, qualche squalifica giocando così tanto, speriamo di giocare tanto anche quest'anno, andare più avanti possibile anche in Europa, quindi
più giocatori forti ci sono, meglio è. L'importante è mantenere questo spirito di squadra, questa disponibilità nei confronti del lavoro, del compagno, della squadra, questo sacrificio. Se manterremo questo spirito poi giocheremo in tanti, perché ci sarà tanto bisogno, le partite saranno molto continuative, molto difficili, molto dispendiose, quindi è bene che ci siano più possibilità di scelta, anzi non vedo l'ora di riavere Zlatan, di riavere Frank, di chiudere il mercato, di fare i conti finali e poi di lavorare con grande determinazione e grande motivazione. C'è comunque una bella atmosfera, oggi i tifosi del Milan si sentivano fuori dallo stadio mentre arrivavamo qui a Genova, finalmente sono tornati i tifosi, non dico promettere qualcosa, però cosa può fare il Milan? Bellissimi i nostri tifosi, bellissimi, è stata un'emozione. Ci sono mancati tantissimo, ma non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche se purtroppo non potevano venire allo stadio. Aspettavamo questo momento con ansia, è stata un'emozione, è stata una felicità vivere questa partita insieme a loro. La promessa credo che sia facile, alleno un gruppo che vuole dare tutto e che darà tutto, e che quindi speriamo di poterci regalare a noi stessi, al club e ai nostri bellissimi tifosi delle belle soddisfazioni. Grazie Stefano. Grazie. Ciao.